La tregua è durata una decina di giorni. All'alba di ieri, però, a Punta Bianca, fra Porto Empedocle e Realmonte, si è registrato un nuovo, l'ennesimo sbarco fantasma. Erano le 6 circa quando qualcuno lanciava l'SOS, aveva visto dei migranti. Subito si è messa in moto la macchina, già purtroppo collaudata. I carabinieri della stazione di Porto Empedocle e Realmonte, ma anche quelli di Agrigento, sono stati convogliati nella zona. E da Punta Bianca è stata rinvenuta la carretta del mare. Si tratta di un 7 metri, un motore fuoribordo, un natante che è stato abbandonato a circa 40 metri dalla costa. I migranti, non è chiaro quanti effettivamente fossero, ma certamente diverse decine, sono riusciti però nel frattempo a dileguarsi, quasi come in un copione già scritto. Il gruppo di extracomunitari è riuscito, fuggendo a gambe levate, a far perdere le proprie tracce. I carabinieri hanno letteralmente rastrellato l'intero territorio circostante, ma dei profughi non è saltato fuori alcun indizio. Ancora una volta si sono dileguati. Ed intanto il questore di Agrigento, Maurizio Riemma, ha fatto visita ieri a Lampedusa. Per l'occasione ha incontrato tutte le forze di polizia e militari impegnate in prima linea nel contrasto al fenomeno immigratorio, alle quali, fanno sapere dalla questura, ha espresso solidarietà, compiacendosi per l'ottimo lavoro fin qui svolto e portando i saluti e l'apprezzamento del capo della polizia. A Oriemma ha fatto visita al Molo Favaroro, recentemente ristrutturato, soffermandosi con i militari della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza. Successivamente, aggiungono dalla questura, ha fatto visita all'hotspot, dove ha potuto riscontrare la perfetta esecuzione dei sistemi identificativi, nonché l'esatta osservanza delle disposizioni inerenti al funzionamento del centro. Durante la visita, inoltre, ha incontrato il nuovo sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, al quale ha espresso particolare vicinanza.